Giornata interessante oggi sul fatto che abbiamo il dottor Tandardini e Mauro dell'azienda Ticon Promaco di Loreo, che ormai è diventata per noi come amministrazione, è diventata una sorta di famiglia allargata, nel senso che già in altre occasioni questa azienda si è dimostrata sensibile su questo territorio e verso l'amministrazione, ma soprattutto verso anche le nuove generazioni che sono i ragazzi della nostra comunità. Io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti sentitissimi da parte nostra, perché lavorare in una biblioteca come quella che è la biblioteca di Loreo è un po' particolare, perché la biblioteca è all'interno di un edificio del 1500 che era adibito a carceri, quindi ovviamente gli spazi non sono gli spazi ampi e aperti di una biblioteca normale, quindi ha il suo fascino da una parte, perché indubbiamente è molto bella, molto particolare. Siamo anche all'interno del Bibliotour della Regione Veneto, quindi insomma l'edificio ha una valenza storica molto importante, però poi dal punto di vista operativo crea ovviamente alcune difficoltà, alcuni problemi che con questo nuovo assetto degli arredi che ci sono stati donati siamo riusciti nella stragrande maggioranza dei casi a risolvere. Quindi per noi è stato veramente una donazione importantissima, perché la biblioteca ha ripreso ad essere quella che dal mio punto di vista deve essere una biblioteca di paese, quindi un luogo di incontro. Quindi grazie davvero tanto. Vorrei sottolineare che è con grande piacere che la nostra azienda contribuisce a una crescita, soprattutto in quelle situazioni dove magari ci sono delle carenze per noi. Oltretutto vorrei sottolineare una cosa importante, che oggi Ticon Promaco fa parte del gruppo Lotorpo, che è un gruppo di industriali svedesi che hanno già la concezione di essere un po' a contribuire alla crescita del tessuto sociale, e questo è importante perché sicuramente l'azienda che io ho creato da più di 30 anni a Loreo, e devo dire, confermo che veramente siamo in un tessuto locale molto, molto apprezzato. Noi come gruppo stiamo facendo dei grossi investimenti proprio perché vogliamo crescere e cresciamo e vogliamo crescere in questa area. Che tipo di prodotti producete nello stabilimento di Loreo? Lavoriamo con il mondo dell'eolico, con, non so, posso dirle cantieri Terna, quindi alta velocità, settore elettrico. Non abbiamo un settore di riferimento, ma siamo molto frammentati. Abbiamo una realtà che è riconosciuta in tutta Europa, siamo leader in Europa, siamo presenti in mercati molto importanti che sono sempre in fase di evoluzione, soprattutto green, e questo è importante. Noi siamo, diciamo, i fornitori delle più grandi pale eoliche che attualmente vengono installate nel mare, cioè in mare aperto. Noi siamo partecipi e contribuiamo e forniamo dei componenti che servono a queste installazioni, a queste costruzioni. Lo stabilimento di Loreo quanti dipendenti ha? Oggi siamo in 28 dipendenti e 7 impiegati nelle attività di Loreo. Il gruppo oggi conta un centinaio di persone sparse su diverse sedi. L'azienda, diciamo, nasce a Gorgonzola, in provincia di Milano, dove abbiamo una sede commerciale e amministrativa e di cui fa parte l'amministratore signor Tantardini, e poi abbiamo diverse sedi sparse per l'Europa, in Germania, Spagna, Francia e Danimarca. La nuova proprietà, che ci diceva è svedese, manterrà la produzione qua a Loreo? È fondamentale che questo gruppo abbia già messo in atto degli investimenti a Loreo, perché comunque quando c'è stato il passaggio ha capito che la nostra realtà di Loreo è una realtà molto valida, può essere anche considerata renumerativa, perché in aziende assolutamente devono avere le sue redditività, e per questo devo dire che ci tengono molto, la stanno portando come fiore all'occhiello del gruppo di aziende che loro hanno, perché loro sono svedesi, sono degli imprenditori, posso dire che
Difatti Mauro hanno appena ricevuto qua la visita di tutti gli amministratori delegati del gruppo, sono rimasti un po' stupiti dalla nostra realtà. Probabilmente noi ci distinguiamo un po' dal mondo nordico, da come vengono loro, e devo dire che Mauro poi è stato al passo con questi signori qua, perché il confronto con gli amministratori di altre aziende era no, onestamente il progetto di Loreo è quello che oggi, come oggi, stiamo facendo dei forti investimenti su macchinari proprio per mettere in condizione il sistema di essere redditizio, di non aggravare sull'operatività del personale, cioè sempre di più automatizzarlo. Però il proseguo, il futuro che si sta valutando, e sicuramente lo valuteremo alla fine dell'anno prossimo, sarà quello di meccanizzare la produzione che oggi possiamo considerarla semi-automatica. Il gruppo vuole lanciare una sfida in Europa prevedendo di costruire delle macchine che domani mattina ci evitano di dipendere da terzi esterni, eccetera. Noi abbiamo una grossa competitività del mondo cinese, i nostri prodotti hanno una competitività del mondo cinese, e con questo progetto che abbiamo in mente di affrontare è proprio quello di essere ancora più competitivi rispetto a quello che potranno essere i prodotti provenienti dai mercati asiatici.